Oggi a Bozzolo si inaugura una mostra dedicata a un artista giapponese, Asako Isiki, che avevamo già ospitato nel 2023 in occasione della 14ª edizione del Premio Bozzolo. In quell'occasione la nostra artista era stata scelta dalla giuria popolare quale vincitrice e il premio consisteva in una mostra personale dedicata appunto all'artista che avrebbe raccolto la maggior quantità di favore del pubblico. È finalmente arrivato il momento di inaugurare questa mostra. Questa mostra si intitola Anima Errante, è molto particolare e direi che è molto poetica. Rivela una grande sensibilità sia estetica sia direi sentimentale, un profondo rispetto per la natura, un'esaltazione di tutto quello che è armonia. Quindi siamo molto contenti di ospitare questa mostra che valorizza anche le iniziative bozzolesi. La mostra è divisa in stanze dove ci sono famiglie di lavori. Lei non lavora per serie chiuse ma per serie aperte, per cui si riserva sempre di ritornare su temi, forme, presenze che aveva già trattato, e questo permette proprio di vedere da parte del pubblico una visione panoramica della sua poetica. I temi che lei tocca sono legati alla natura, sono piante, elementi naturali che ricorrono sempre nel suo lavoro, e come abbiamo sottolineato la tecnica sua privilegiata è quella della mokuanga, che è la xilografia tradizionale giapponese, che presuppone un lavoro molto paziente, molto lungo, molto attento, che lei riesce a restituire proprio sospendendolo nelle sue garze, che è il supporto privilegiato, con una grande leggerezza, un'intensità poetica e lirica molto, molto forte. Ho grande soddisfazione perché questa mostra forse per me è la più grande esposizione per me, perché non sono mai portata così tante opere per una mostra personale. Ogni stanza c'è un tema, però tutto legato a me. Non c'è forse una cosa particolare. Sì, ma per esempio posso dire se devo tirare un soggetto, una fiore che è molto legata alla cultura giapponese, quindi è una cosa, sì, forse un pochino diverso. Xilografia vuol dire incisioni con legno. Stessa tecnica usata da quello stampa famoso di Hokusai, Hiroshige, quindi per me come una giapponese è una tecnica si sente molto vicino.